Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Tribunale amministrativo regionale dà ragione al commissario Scura sul taglio di 17 milioni di euro a laboratori e cliniche per il 2017. Nessun provvedimento retroattivo, dice ai nostri microfoni. Intanto le strutture private annunciano che presenteranno appello al Consiglio di Stato. Il nodo depurazione, in arrivo multe da parte dell'Unione Europea per 18 comuni calabresi, lo rende noto l'eurodeputata Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle. Fiamme nella casa estiva del sindaco di Crosì, Antonio Russo, è accaduto nella notte tra domenica e lunedì. L'incendio è doloso, il primo cittadino nei giorni scorsi era stato aggredito. Un ventenne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essere responsabile dell'accoltellamento di un 17enne avvenuto ieri a Villa San Giovanni. Fiamme nella notte in un supermarket di Castrolibero nel Cosentino. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, l'incendio è di origine dolosa. La via della seta per il futuro occupazionale dei giovani, il progetto presentato a Catanzaro. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la sanità in apertura. Dopo la sentenza del TAR della Calabria si acuisce lo scontro tra la struttura commissariale e le strutture private in Calabria. Massimo Scura ai nostri microfoni precisa che il decreto con il quale si stabilisce il taglio delle risorse non è retroattivo e che lo stesso non avrà conseguenze sui posti di lavoro. Il Tribunale amministrativo regionale dà ragione al commissario Massimo Scura. Il taglio di 12 milioni di euro alle strutture sanitarie private non è fuori legge, ma qual è la ratio del decreto? Abbiamo voluto incrementare la parte di ricovero a scapito della parte ambulatoriale. Sindacati e laboratori privati annunciano battaglia, lo scontro si sposta nelle aule del Tribunale, è contestato il taglio retroattivo delle risorse riferito al 2017, ma il commissario racconta un'altra storia. Non è retroattivo, lo dice benissimo la sentenza. I privati sono stati chiamati a maggio 2017 ed è stato detto loro che cosa avremmo fatto. Loro lo sapevano benissimo, fanno finta di non sapere. Nelle scorse settimane la protesta dei lavoratori a Catanzaro temono per i posti di lavoro. Scura non sente la responsabilità? Assolutamente no, intanto è tutto da dimostrare. Secondo, i privati sanno che nel momento in cui dovessero licenziare qualcuno perdono ovviamente l'accreditamento della propria organizzazione e a quel punto fanno soltanto attività non a carico del servizio sanitario regionale, cosa che possono benissimo fare anche senza una contrattualizzazione e quindi un finanziamento da parte del pubblico. Trovo veramente strano che il privato faccia degli investimenti e poi pretenda che la gestione dei suoi investimenti venga fatta dal pubblico. Questo è gravissimo, soprattutto in determinati settori, in determinate aree come nell'ASP di Reggio Calabria, dove per motivi molto strani, soprattutto laddove si utilizza la diagnostica per immagini cosiddetta pesante, TAC e risonanze magnetiche, le TAC sono sempre rotte, le nostre, quelle pubbliche, le risonanze magnetiche che sono state autorizzate 2 anni e mezzo fa non sono state ancora installate e invece i privati pretendono che noi gli paghiamo queste stesse prestazioni. E intanto le strutture sanitarie private annunciano che ricorreranno al Consiglio di Stato oggi l'Assemblea regionale a Lamezia Terme. Presenteranno appello al Consiglio di Stato le strutture private di specialistica ambulatoriale accreditate dalla Regione dopo la sentenza del TAR della Calabria che dà ragione a Scura sul taglio del budget. L'annuncio nel corso dell'Assemblea regionale a Lamezia. È una sentenza di primo grado, è una sentenza che noi appelleremo perché riteniamo che sia una
sentenza che non tiene conto del fatto che le strutture private accreditate hanno lavorato per l'intero anno 2017 con un contratto, quello dell'anno 2016, e a queste stesse strutture è stato proposto di firmare un contratto per il 2017 nell'anno 2018, con quella decurtazione di cui parlavamo, di circa il 40%. Si acuisce dunque lo scontro tra la struttura commissariale e le strutture private. Nel corso dell'Assemblea regionale si è discusso non solo del taglio del budget, ma anche dei ritardi nei pagamenti. Le nostre strutture non vengono pagate da circa 10 mesi. Sono delle strutture che oramai sono in sofferenza, che decideranno con molta probabilità di passare all'indiretta, di non erogare più prestazioni per conto del servizio sanitario regionale. Non ci sono più le condizioni per poter continuare ad avere un rapporto con una commissariato al piano di rientro, con una regione che sostanzialmente dice che noi non siamo essenziali per l'erogazione di queste prestazioni. C'è poi il rischio dei licenziamenti. Nei prossimi giorni saremo costretti a diminuire il personale nelle nostre strutture. Inizieranno una serie di prelicenziamenti con grande dolore da parte nostra, ma che cosa si può fare? La situazione della depurazione in Calabria è ancora critica. La Commissione Peti del Parlamento Europeo ha discusso la petizione presentata da Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle. Presto arriveranno sanzioni pesanti anche per la nostra regione. Intanto è stato risolto il giallo, è proprio il caso di dirlo, della strana colorazione delle acque di un tratto del Tirreno Cosentino. Sentiamo Gianluca Pasqua. Il mare giallo, diciamo la verità, aveva allarmato un po' tutti. Abituati alla solita schiumetta sulla cui origine si discute da tempo, siamo stati sorpresi dalla nuova colorazione delle acque di un tratto del Tirreno Cosentino. Molti l'hanno vista di persona, altri sulle immagini prontamente girate di chat in chat. A togliere ogni dubbio e ogni timore ci ha pensato l'Arpacal, che analizzando un campione di acqua marina prelevata nel Paolano, ha stabilito che il particolare pigmento deriva dalla presenza di pollini di conifere appartenenti alle epinacee che, spinti dal vento, avevano colorato il litorale. Nessun dato preoccupante dunque in merito ai parametri microbiologici e quindi alla balneabilità. Preoccupano invece alcune rilevazioni effettuate in tratti diversi nei comuni di Paola, San Lucido e Belvedere. L'Arpacal ha certificato la presenza di alcuni batteri, informando i sindaci che dovranno intervenire per rimuovere la causa di inquinamento. Si tratta di zone in prossimità di torrenti o canali. Intanto la questione depurazione in Calabria torna alla ribalta europea. La petizione presentata dalla deputata pentastellata Laura Ferrara ha svelato la spada di Damocle che pende sulla nostra regione. Abbiamo presentato una interrogazione prima e poi una petizione al Parlamento europeo che è stata discussa ieri con il nostro consigliere comunale di Scalea Renato Bruno, proprio per chiedere un intervento all'Unione Europea sull'annosa situazione relativa alla depurazione in Calabria. Già in passato avevamo presentato diverse interrogazioni per fare chiarezza su quanto stesse avvenendo all'interno di diversi comuni calabresi. Ieri con la petizione abbiamo ottenuto che la Presidente della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo invierà una lettera di sollecito alla Regione Calabria per chiedere innanzitutto quali azioni intende intraprendere il Presidente Oliverio per risolvere la situazione. Questo alla luce di una situazione estremamente difficile che vede 18 comuni che sono ricaduti nella prima procedura di infrazione conclusasi con una sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una seconda procedura di infrazione che riguarda 128 comuni calabresi e una procedura di pre-infrazione avviata nei confronti di 30 comuni calabresi. Il tutto alla luce di centinaia di milioni di fondi europei che sono stati stanziati e che purtroppo pare non siano stati utilizzati correttamente. Ci auguriamo che con quest'ulteriore strumento della petizione si risolva questo problema che ci ritroviamo ogni anno in Calabria. La cronaca adesso, rocambolesco inseguimento questa mattina sulle strade della costa tirrenica cosentina. In 4 a bordo di un'auto rubata hanno tentato di seminare i carabinieri, ma una manovra azzardata da parte dell'uomo alla guida ha fatto sbandare la vettura.
Questa l'auto rubata nel Cosentino sulla quale viaggiavano 4 persone, 3 uomini e una donna, tutti di etnia rom. Avevano appena messo a segno un colpo tra Carolè e Domanico, poi si sono diretti verso la costa ma sono stati intercettati dai carabinieri. Ne è nato un rocambolesco inseguimento lungo le strade della costa tirrenica, una folle corsa tra le auto che questa mattina circolavano sull'importante arteria stradale che si è conclusa da Mantea. L'autista dell'auto rubata ha tentato di seminare i carabinieri effettuando una manovra azzardata che ha fatto sbandare la vettura, che ha finito la sua corsa contro un muro di cinta dello svincolo della variante della statale 18 all'altezza di località Coreca. I 4 che viaggiavano a bordo dell'auto hanno tentato di fuggire a piedi, ma 3 di loro sono stati fermati dai carabinieri di Paola. Intimidazione ai danni del sindaco di Crosia Antonio Russo. Ignoti hanno incendiato la sua abitazione estiva una settimana fa. Il primo cittadino era stato aggredito. Prima l'aggressione, poi l'incendio della casa estiva. Nel mirino il sindaco di Crosia, Antonio Russo. Solo una settimana fa il primo cittadino ha subito un'aggressione fisica, poi nella notte tra domenica e lunedì qualcuno si è introdotto nell'abitazione estiva del sindaco e ha appiccato il fuoco nella camera da letto. Ad accorgersi dell'accaduto è stato lo stesso primo cittadino che ha denunciato il fatto ai carabinieri, un'escalation criminale che desta allarme e preoccupazione. Quello di ieri è stato veramente un gesto incredibile, molto grave, che ha turbato non solo la serenità mia e della mia famiglia, ma anche ha turbato la serenità dell'intera comunità, dell'intera città, perché è un gesto che diciamo che colpisce non tanto la persona ma anche il ruolo che io in questo momento rivesto, appunto, e quindi spero che a seguito dell'indagine dei carabinieri e a seguito anche degli interventi che mi auguro siano presi a breve nei confronti di chi può essere anche sottoposto ad attenzione, possa essere lanciato dalle autorità competenti sovracomunali. Le istituzioni sovracomunali possono prendere provvedimenti per lanciare appunto un segnale verso i cittadini, che le istituzioni ci sono, che lo Stato in questi casi risponde e che un sindaco non viene lasciato da solo ad affrontare queste situazioni. Io già da stamattina sono di nuovo al lavoro, sempre con la testa alta, insieme alla mia amministrazione. L'amministrazione comunale si dice pronta alla protesta civile, ma cosa sta accadendo a Crosia? Questo non è facile dare una risposta, perché a volte arrivano questi segnali senza che ci sia una motivazione specifica. Non lo so il segnale che è stato lanciato in che direzione. Certo è un segnale che distoglie probabilmente l'amministratore dalla sua attività. In questo momento abbiamo tanto da fare, come infatti le stavo dicendo, noi da stamattina abbiamo rimesso di nuovo appunto tutte le iniziative sul piano della legalità, proprio per lanciare un segnale che non ci pieghiamo e non ci facciamo intimorire da questi segnali, anche se non le nascondo che comunque quando non si sente una vicinanza delle istituzioni sovracomunali diventa un po' più difficile, quindi io chiedo questo. Un ventenne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essere responsabile dell'accoltellamento di un giovane di 17 anni avvenuto a Villa San Giovanni. Arriva ad una svolta l'indagine sul ferimento del 17enne avvenuto ieri a Villa San Giovanni a seguito di una rissa scoppiata tra giovani nei pressi dell'istituto alberghiero della cittadina tirrenica. Nella notte i carabinieri hanno fermato un giovane albanese di 20 anni, le cui generalità non sono state rese note. I militari dell'Arma hanno anche denunciato in stato di libertà 4 minorenni, 2 albanesi e 2 italiani. Uno dei 2 italiani è anche accusato di porto illecito di arma perché trovato in possesso di un coltello. I fatti sono avvenuti ieri mattina intorno alle 8 davanti all'istituto alberghiero. Un litigio degenerato in scontro ha portato una decina di giovani, alcuni estranei alla scuola, ad affrontarsi. Da qui il ferimento all'addome del 17enne ricoverato d'urgenza al grande ospedale metropolitano di Reggio. La prognosi resta riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. Naturalmente l'inchiesta dei carabinieri continua nel tentativo di individuare gli altri partecipanti alla rissa. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
Fiamme nella notte in un supermarket di Castrolibero, nel Cosentino. L'allarme intorno alle 2:30. Sul posto i vigili del fuoco di Cosenza che hanno evitato il peggio. Fortunatamente l'incendio è interessato soltanto la parte esterna dell'esercizio commerciale, sito in via Papa Giovanni XXIII. Dai rilievi è stata riscontrata la presenza di liquido infiammabile. Indagano i carabinieri. 2 cittadini extracomunitari, rispettivamente 25 e 23 anni, sono stati arrestati dagli agenti delle volanti della questura di Catanzaro con l'accusa di detenzione ai fini di dispaccio di sostanze stupefacenti. I 2 giovani, uno di origine senegalese e l'altro gambiano, sono stati bloccati nell'area dell'ex stazione ferroviaria del quartiere Sala. Rientrano oggi in Italia 3 latitanti arrestati in Germania ed estradati nel nostro paese. Si tratta di Simone De Luca, 26enne di Cinquefrondi, Salvatore Stortino, 30 anni di Agrigento e Sebastiano Platania, catanese di 60 anni. I 3 erano ricercati per mandati d'arresto europei emessi dall'autorità giudiziaria italiana per diversi reati. De Luca per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapina a mano armata, furti e ricettazione. Fermati dalla polizia tedesca a Fiumicino, i 3 saranno messi a disposizione delle autorità giudiziarie e trasferiti in carcere. Avrebbero truffato un imprenditore ogliastrino che voleva acquistare un escavatore usato, ma sono stati scoperti dai carabinieri. Nei guai sono finiti 3 giovani calabresi, tutti con precedenti per reati simili, denunciati per il reato di truffa in concorso alla Procura della Repubblica di Lanusei. I 3, mediante vari raggiri nell'ottobre scorso, sono riusciti a farsi consegnare diverse somme di denaro per complessivi 6.500 euro. Ignaro acquirente, nel momento in cui ha visto che l'escavatore non arrivava e le richieste di nuovi pagamenti diventavano sempre più assillanti, si è rivolto alla stazione carabinieri di Cardedu per denunciare quanto accaduto. Tesi copiata, seduta di laurea sospesa, è accaduto questa mattina all'Unica. Una laureanda in giurisprudenza si sarebbe presentata con una tesi che da accertamenti eseguiti tramite un software compilativo sarebbe risultata simile al 96% ad un documento reperibile su internet. Così la Commissione ha ritardato la seduta per delle discussioni di laurea e questa mattina sono intervenuti anche i carabinieri. Ci spostiamo adesso a Catanzaro, dove ha preso il via presso il complesso monumentale San Giovanni in pieno centro storico la scuola di specializzazione dell'Università Magna Grecia. Hanno preso il via nello storico immobile San Giovanni di Catanzaro, destinato a sede universitaria, i master, dottorati e corsi di perfezionamento dell'Università Magna Grecia. La convenzione firmata nei mesi scorsi ha concesso in comodato d'uso gratuito parte del complesso monumentale per l'espletamento delle attività universitarie di alta formazione. Interagire e lavorare con l'università per il comune è una cosa prioritaria, necessaria. Portare i ragazzi a studiare in centro per noi è stato uno dei momenti più importanti del nostro programma. Mi auguro che questa cosa possa continuare bene e che i ragazzi trovano la loro sede giusta nel centro di Catanzaro. Un accordo che nasce per risollevare le sorti del centro storico della città, promosso dall'amministrazione comunale del capoluogo. Un'armonia fra istituzioni universitarie e la città. La scuola di specializzazione per le professioni legali troverà al San Giovanni la sua sede naturale, a diretto contatto con gli uffici dell'amministrazione giudiziaria, con l'ordine degli avvocati e con notevole vantaggio per gli specializzandi. Siamo riusciti in tutti i casi ad oggi ad avere una copertura di funzionamento di quasi il 70% delle aule a disposizione e immagino, da quello che mi è arrivato anche stamattina, una copertura fino al 90% entro il mese di giugno-luglio. Ci sarà poi un breve periodo, breve perché abbiamo aule prenotate fino al 6 agosto, quindi un breve periodo di sospensione dei lavori ad agosto, dopodiché a settembre si ricomincerà e con enorme probabilità, e oggi ce ne verranno a parlare i colleghi di giurisprudenza, questa diventerà anche la sede della scuola di specializzazione forense, che è una cosa molto interessante e molto importante per la città. Il futuro è di seta, questo è il titolo del progetto presentato a Catanzaro. Vediamo.
La seta per far rinascere nello splendore culturale la nostra terra con un nobile scopo di carattere umanitario, culturale e socio-economico, la lotta alla disoccupazione giovanile attraverso la promozione di attività produttive sostenibili e in sintonia con l'identità regionale, offrendo anche opportunità di lavoro e integrazione. Con questo scopo è nato il progetto Il futuro è di seta, promosso a livello culturale dal Club per l'UNESCO di Catanzaro, con il supporto della sezione di Catanzaro della Consolidad ETS, Associazione Nazionale di Promozione Sociale, e in collaborazione con l'ARSAC. Abbiamo due obiettivi. Uno, prettamente culturale, cioè riuscire a far emergere questo patrimonio della seta e chissà sognare di candidarlo come patrimonio immateriale dell'umanità. Allo stesso tempo però, e per fare questo dobbiamo riuscire a ricoinvolgere tutte le persone che sono interessate nell'attività lavorativa, dal baco alla seta, quindi gelsicultura, bachicultura, tessitura, filatura, oltre ad altri settori correlati tipo la cosmesi importante, e quindi essere noi promotori di un'attività che riteniamo possa portare occupazione e lavoro nel segno dell'identità e della sostenibilità. Il progetto, che si è aperto con una mostra inaugurata nello spazio espositivo Ex-TAC lo scorso 11 aprile, prevede l'avvio di una formazione professionale mirata a sfornare tessitori, designer e ogni tipo di professionista utile alla realizzazione di una produzione tessile di alto livello. Il progetto inoltre si inquadra anche nel decennio UNESCO per l'avvicinamento delle culture, le cui iniziative culmineranno entro il 2022. Il successo si può ottenere se tante sono le associazioni, tante le persone interessate, e si riuscire a fare rete su tutto il nostro territorio calabrese. A Cosenza invece, a Villa Rentano, si studia il patrimonio artistico cittadino. A Cosenza, nelle sale di Villa Rendano, la Fondazione Attilio ed Elena Giuliani e il Museo Multimediale Consenzia Itinera, insieme al corso di laurea magistrale in Storia dell'Arte Moderna dell'Università della Calabria, stanno proponendo una serie di incontri volti alla conoscenza del patrimonio storico-artistico della città Abruzia. Speriamo davvero che questo sodalizio tra l'attività espositiva e l'attività di ricerca possa continuare. Per ora abbiamo già tanta programmazione insieme e speriamo che possa coinvolgere anche progetti di mostra, forse persino una mostra sul Grand Tour, visto che è uno dei temi più importanti alla nostra portata, con materiali inediti e soprattutto con un modo diverso di guardare il Grand Tour, meno oleografico, meno destinato così a fissare dei luoghi comuni, ma a comprendere meglio la storia di questa regione e anche della sua ricezione e percezione nell'Ottocento in particolar modo. Il secondo incontro seminariale ha ospitato una Lexio Magistralis del professore Gennaro Toscano sul Grand Tour in Calabria attraverso l'opera di Millen, il primo studioso ad organizzare un viaggio meticoloso che toccò tutte le province del Mezzogiorno e tutte le forme artistiche senza trascurare nessuna epoca. Millen soggiornò anche in Calabria e a Cosenza, lasciando preziosi documenti che potrebbero diventare oggetto di future iniziative espositive presso Villa Rendano. In realtà riesce a fare l'intera regione tirrenica e ionica, descrivendo minuziosamente i luoghi da lui visitati. Noi abbiamo ritrovato nei fondi della Bibliothèque Nationale de France a Parigi circa 180 disegni relativi alla Calabria e che costituiscono oggi il corpus iconografico più importante per l'intera regione. Lui rimane qualche giorno a Cosenza e purtroppo non abbiamo disegni del soggiorno a Cosenza, è ospite del barone Mollo, quindi lui è molto colpito da questa ospitalità e si dice a Casa Mollo si vive alla francese. Cosenza è una tappa per visitare i dintorni, per poi scendere a Paola dove far rappresentare i monumenti più importanti delle cittadine, eccetera. Domani 25 aprile a Cleto torna il trekking urbano. Il Comune Tirrenico e Provincia di Cosenza è, su iniziativa dell'Associazione Culturale La Piazza, uno dei primi comuni a promuovere questa iniziativa che, partita da Siena, porta appassionati a spasso tra i misteri e le leggende dei più suggestivi centri storici d'Italia. Giunto alla sua quinta edizione, il trekking urbano di Cleto vuole essere una festa del turismo sostenibile. E adesso le previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Prosegue la fase di bel tempo sulla nostra regione, grazie alla protezione di un campo anticiclonico in consolidamento sul Mediterraneo centrale. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, salvo locali annuvolamenti pomeridiani a carico dei principali rilievi, temperatura pressoché stazionarie o in locale lieve aumento nelle aree interne. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ancora venti deboli nord-occidentali sul Tirreno, con mare poco mosso. Calmo lo Ionio per venti deboli meridionali. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.